passaggio troppo pigro da parte dei ragazzi della Roma che quasi perdono il pallone. Ancora Giannini col destro, pressione, la pressione arriva dopo la metà campo. Guadagno recupera un gran pallone, dà proprio a Seferi. Attenzione Seferi, la sua velocità, Seferi col mancino. Roma, attenzione qua con Succi che prova ad andare, Sestili qua litiga con il pallone, poi proprio Cioccari col destro, Cioccari, battuta mancina, sfera che esce, poi cross dentro, deviazione, il tiro di Vasta, supera la metà campo, da Sestili, Sestili pensa al destro, lo prova, il capitano Mirko Sestili, qua Succi a lottare, attenzione Succi dà una manata a un avversario, arriva velocemente l'arbitro, qua rischia il rosso il numero 2, si avvicina con il cartellino rosso, infatti va anzitempo negli spogliatoi, Simone Succi viene espulso. Nel frattempo è stato espulso anche Andrea Nonni che per primo aveva colpito Simone Succi, poi la reazione molto dura del numero 2. Ancora Seferi per Pettinari, qua recupera il pallone il numero 11, prova il mancino, ti meriterebbe però non è riuscita a segnare, attenzione ancora Pettinari, tutto mancino, palla dentro verso il numero 9, Seferi a 2 minuti dal termine, Klaus Seferi. Giannini qui sulla destra rallenta un pochino, c'è il movimento di Seferi servito da Giannini bene, però movimenta a uscire di Seferi che adesso dà a Pettinari, restituisce il favore al numero 11 che la spara fuori. Scivolando in zona retrocessione diretta, palla dietro verso Nica col mancino alto. I giallorossi vincono una partita più difficile forse del previsto per 1-0 contro i Pumas. Sicuramente ne abbiamo parlato anche questa settimana, una partita difficilissima contro una squadra che è stata disposta in campo benissimo, ci ha dato molte difficoltà e siamo riusciti comunque a portare a casa i 3 punti che stasera era penso la cosa fondamentale per accorciare un po' la classifica, per tirarsi fuori dalla zona salvezza e quindi dalla lotta per i play-out. È una vittoria importante, fa morale per come è venuta. No, rispetto alle altre uscite sono molto contento perché la squadra ha ritrovato lo spirito battagliero che io chiedevo e che ci contraddistingue da tanti anni. Purtroppo un episodio ci ha condizionato e il risultato secondo me il pareggio era quello più giusto, però accettiamo la sconfitta e andiamo avanti.